Hanno disponibili. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buon pomeriggio Andrea, a te la linea. Grazie Sveva, un grande abbraccio subito a tutti. Questo pomeriggio gli argomenti sono tanti per la cultura popolare italiana, da San Luca Evangelista, che viene celebrato come calendario questa settimana, alle due isole, grandi isole che fanno parlare di sé sempre. La morte della Claudia Cardinale ha provocato un nuovo interesse per i siciliani in Tunisia, c'è una colonia che ha ereditato anche la lingua sicula, naturalmente. In Sardegna invece stanno spopolando i luoghi magici come le Domus Deiana, vedremo di che si tratta. Per Genius Loci torniamo a Vieste, la cittadina sul Gargano che colpì già tantissimi anni fa il critico d'arte Cesare Brandi nel libro Pellegrino di Puglia, uno dei gioielli non solo della storia dell'arte ma anche proprio del turismo nazionale. Poi sono 30 anni della rivista Chi, che ha visto un festeggiamento sostanzioso a Milano nei giorni scorsi, 30 anni di una rivista che in parte perlomeno possiamo dire ha rivoluzionato il panorama dei rotocalchi. Quando ancora 30 anni fa c'era soltanto, si fa per dire soltanto, era già tanta roba, Novella 2000 e tutte le altre classiche testate, e 30 anni che hanno visto succedersi direttori diversi ma che sicuramente hanno coronato successi strepitosi anche di vendita. Adesso, come tutti sanno, siamo in quella fase di passaggio della civiltà umana dal cartaceo al definitivo digitale. Per quanto riguarda la musica leggera, Ultimo tango a Solarolo. Sapete che c'era una strepitosa interpretazione di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Ultimo tango a Zagarolo, doveva essere una parodia di Ultimo tango a Parigi. Ultimo tango a Zagarolo per la coppia più comica del cinema italiano, sulla quale torneremo sicuramente prima o poi, ha divertito tutti, ma in realtà c'è qualcosa che ci assomiglia ed è il paese di Solarolo, ci assomiglia dal punto di vista delle finali, delle desinenze, e quindi Solarolo è la stupenda località che ha dato i natali a Laura Pausini. Ora è stato inaugurato il museo, almeno nella sua prima forma, diciamo, più elementare, verrà arricchito naturalmente, e l'ultimo tango potrebbe significare che la Pausini, ormai personaggio internazionale, tende almeno in parte a ripiegare sulle proprie radici, sulle proprie identità natali, che peraltro verranno visitate da persone di tutto il mondo. E poi ancora nel mondo della musica leggera sta avendo un eco sconvolgente il divorzio dei due Comacose. I due, diciamo, marito e moglie, sposati nel 2024, hanno deciso di dividersi sia musicalmente che umanamente. Una brutta notizia che cercheremo di commentare e vedere alla nostra maniera. Ma c'è una notizia di attualità che mi ha particolarmente sconvolto e che necessita in filigrana di una decifrazione che parte dalla cultura popolare per riuscire, e anche un po' dalla cultura letteraria, per riuscire a capire di che cosa si tratta. Purtroppo ho visto che i giornali non ne hanno parlato molto, ma chi ha potuto vedere qualcosa in TV, soprattutto nelle TV locali, ma anche sui social, dei video davvero impressionanti, l'incendio del monastero della Bernaga a Perego, nell'Alta Brianza, è stato qualcosa di davvero pervasivo nella sua
nel suo orrore, nel suo orrore. A me personalmente ha colpito tantissimo. Prima di tutto noi vediamo quotidianamente incendi che ci vengono proposti come immagini, foto o video in tutto il mondo, relativi certamente soprattutto alle guerre in corso. Una delle due adesso sta finendo, speriamo, ma insomma non si dà nulla per scontato. Poi comunque sono tante le vicende che anche senza guerra comportano incendi di palazzi, alberghi ed altri contesti che accadono in giro per il mondo. Ma quando un incendio ti tocca da vicino, perché in qualche modo abitando in Lombardia e in particolare nell'area briantea, insomma, è qualcosa che senti quasi nella sua nefanda produzione olfattiva. E qui c'è davvero un po' il caso di dire puzza di zolfo. Avendo visto il video dell'incendio del monastero della Bernaga a Perego, siamo nel Lecchese meridionale, in una zona che andrebbe valorizzata di più anche dal punto di vista turistico, ma poi in generale comunque piena di spunti, monumenti, contesti naturalistici, penso alla Valle del Curone, ma poi anche a tutta la zona appunto del Monte Brianza, cosiddetto Monte di Brianza, di cui non si parla mai abbastanza, ma che è ricco, ricchissimo di spunti che appartengono proprio alla cultura popolare. Ecco, in questo contesto vedere bruciare qualcosa che è stato un riferimento assoluto per un numero una volta più alto di suore. Parliamo di un monastero di clausura e semiclausura che datava da secoli, poi è stato ristrutturato, ma comunque molti rivestimenti in legno, e tutto questo ha giocato negativamente per l'incendio. Vedere questo video è impressionante, ve l'assicuro, è impressionante, perché pensare come in pochissimo tempo, stiamo parlando della tarda serata di sabato, con sviluppi anche durante la notte, quindi vedere come in pochissimo tempo tutto questo vada letteralmente in fumo, e come per chi ha letto Umberto Eco, io penso che l'altra notte Umberto Eco si sia voltato nella tomba. Umberto Eco, lo scrittore che ha venduto di più in tutto il mondo, lo scrittore italofono, soprattutto col Nome della Rosa. Ecco, per chi non avesse letto Il Nome della Rosa o non avesse visto il film tratto dal Nome della Rosa, un prodotto degli anni '80 che comunque ha continuato a vendere anche nel nuovo secolo e millennio, ecco, vi ricordo che il finale è apocalittico, perché va a fuoco l'intero convento, peraltro immaginariamente ubicato da Umberto Eco nel Basso Alessandrino, quindi non lontanissimo dal monastero della Bernaga, insomma in Lombardia. Bene, per chi si ricorda, appunto, accadde nell'immaginario narrativo voluto da Umberto Eco che in poco tempo tutta la biblioteca e poi tutto il monastero andò in fiamme. Chi era l'autore di tutto questo? Era nient'altro appunto che il grande abate, che riteneva, in conseguenza anche dei delitti lì accaduti, non ce ne sono stati ovviamente qui vicino a noi, ma in quel contesto là dei delitti immaginariamente accaduti, e non solo, che meritava, cioè che fosse una sentina di Satana oramai il monastero e meritasse di essere cancellato in questa maniera. Ora, noi possiamo decifrare razionalmente tutto quello che è avvenuto al monastero della Bernaga in termini scientifici, va bene, un cortocircuito. Ammettiamo che sia vero questo discorso. Poi le indagini della polizia e della magistratura riveleranno quella che potrebbe essere la verità
anche se la verità, ecco, come in tutti i campi, non si riesce mai a sapere completamente. Ammettiamo che sia vero il cortocircuito nel piano superiore in conseguenza di una distrazione, o un problema tecnico, meccanico, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, l'immagine per la cultura popolare è quella di una distruzione rapida, orrifica, di qualcosa che appartiene alla tradizione religiosa. E siccome stanno succedendo in Italia e in Europa troppe vicende in cui o per dolo esterno o per altre cause e concause letteralmente si disintegrano dei monumenti appartenenti di varia natura e di varia forma, oppure vengono offesi, vituperati, vilipesi oggetti sacri di varia natura. Avete visto a San Pietro l'autore di quella orinatura all'altare, appunto, degna di film americani sulle periferie delle grandi città. Però ecco, voglio dire, questo è una minima parte di un discorso complesso, complicato, che arriva fino alla strage, certamente anche nei confronti di sinagoghe. Del resto non è un caso che noi continuiamo a parlare di cultura giudaico-cristiana, per la cultura giudaico-cristiana in questo momento è sotto attacco. Però al di là di autori o fattori esterni che sembrano improbabili per il monastero da Bernaga, il problema rimane sicuramente quello della eccessiva distruzione di questi contesti monumentali o oggettuali che appartengono appunto a una determinata tradizione. Non so se vi ricordate, quando c'era stato il terremoto dell'Aquila, oramai parliamo di 16 anni fa, io ho fatto una trasmissione particolare che era stata anche contestata dalla rivista L'Espresso, eccetera, eccetera, qui a radio, allora si chiamava Padania, in cui spiegavo che la pianta della città dell'Aquila era stata improntata alla città di Gerusalemme. Quindi anche lì, diciamo, da allora, sono passati 16 anni, questo voler fare tabula rasa de riffe o de raffe, per destino, per natura, per agenti esterni, per situazioni le più varie, di tutta una serie di tradizioni, anche simboliche di varia natura, che appartengono evidentemente a un certo tipo di tradizione giudaico-cristiana. Ecco, quindi l'ultimo anello di una catena, ripeto, impressionante. Bisogna vedere dall'alto, il video dall'alto, cercatelo ovviamente sui social, se non l'avete visto in altri contesti, dall'alto appunto come nella notte tra l'11 e il 12 tutto questo va in fumo. Il fumo di Satana, punto di domanda. Ovviamente non posso cadere in un tranello così grande, perché la mia educazione, la mia formazione, la stessa serietà fondamentale di questa radio, che può usare anche toni allegri o divertenti, ma che rimane ancorata in fondo a una visione di zelo e di buona volontà nel riuscire a ricostruire razionalmente il tutto, mi impedisce di fare battute grossolane di questo genere. Però dal punto di vista della cultura popolare, qualcosa che ha a che fare con forze, situazioni, orientamenti, no? che riportano, diciamo, a un certo tipo di male e a un certo tipo di horror vacui, cioè appunto orrore del vuoto rispetto al pieno. Ricordiamo sempre Sant'Agostino, no? Che legava il male a un vuoto più che a un pieno. Ecco, non può non esercitarsi. E proprio in relazione anche ai ricordi letterari, ma la letteratura non è falsità. Io posso anche pensare che Umberto Eco non abbia scritto un vero capolavoro,
che sia uno dei tanti libri possibili, che ha avuto una certa fortuna proprio perché parlava di situazioni al limite dell'impossibile. Però comunque lì dentro c'era anche, complice la mente contorta e pur geniale di Umberto Eco, che era diffidente verso l'irrazionale, ma proprio per questo finiva per rimanere affascinato e intrappolato, appunto aveva previsto in qualche modo tutta una serie di fatti che riguardano il mondo intero, ma che possono avere anche riguardato effettivamente in questo momento il monastero della Bernaia. E evidentemente, senza adesso caricare tutto questo discorso di eventi in qualche modo di colpa di qualcuno o qualcosa che abitasse il monastero o che gestisse il monastero, eccetera, eccetera, è chiaro che nella mentalità cristiana è inevitabile pensare a una forma di attacco da parte delle forze del male o di eventuale espiazione di altre forme, diciamo, di comportamento. È inevitabile, ma non perché noi vogliamo tornare al Medioevo del nome della rosa, ci mancherebbe altro. Siamo figli di un secolo laico, diffidente, irridente, che nei confronti di quelle che sono le superstizioni insite nel mondo popolare. Ma non possiamo però peraltro evitare appunto il fatto di registrare un'impressione che, soltanto perché è un'impressione, è diciamo un flatus voci dell'immaginazione, ha una sua realtà, ha una sua consistenza. È terribile pensare che uno dei presidi del territorio, del nostro territorio, pensiamo un attimino a noi, non vogliamo sempre a 3.000 chilometri di distanza, ad altre parti dell'Europa, del Medio Oriente, dell'Estremo Oriente, rimaniamo ancorati. Questo è il segreto no, della nostra radio, in fondo della nostra visione del mondo, no? Perché comunque le nostre radici sono qua. Di pensare che questa immane distruzione di un presidio sacro del territorio, appunto, ecco, abbia potuto essere esercitato per un motivo o per l'altro, in un contesto paesaggistico meraviglioso, qual è quello dell'Alta Brianza. Tra l'altro Perego ha dato il nome anche ha dato l'origine a tanti cognomi di personaggi, persone anche VIP, anche famose, ma non solo, che abitano proprio la Brianza. E quindi si parla di cognomi toponomastici, non a caso, e quindi tutto questo offende, non so voi, no? Cioè, ma come potete fregarvene di questo fatto? Come potete fregarvene di un fatto che un monastero sacro di tantissimi secoli sia andato in fumo? C'è qualcosa che fa rabbrividire in tutto questo, lo fa semplicemente rabbrividire, e mi fermo qua. Vi dicevo San Luca, in una giornata della settimana si celebra San Luca. Ma che Vangelo è San Luca? È il Vangelo della pace, si dice. San Giovanni è il Vangelo dell'intelligenza, San Matteo è il Vangelo dell'espiazione, San Marco è il Vangelo della legge nuova. Ecco, San Luca, evangelista, ha prodotto appunto un insieme di spunti, di riflessioni, di approfondimenti che portano alla pace. Ma la vera pace non è quella che poi viene stabilita giustamente, sacrosantemente, appunto per fermare le guerre, e ci vuole anche quella. È un trattato, è una formalità provvidenziale sicuramente, ma la vera pace viene dall'interiorità. Ce lo fanno capire tantissimi passi del Vangelo di San Luca, perché soltanto se dentro ciascuno di noi, quindi sia nell'interiorità di ogni persona, ma anche
nell'interiorità di ogni comunità umana, appunto, come vi dicevo, legata al suo territorio o legata al di là ovviamente di dibattiti che piuttosto speciosi che riguardano il diritto o meno di abitare lì da secoli e non da secoli, non è questo il punto. Ma quando si abita in questo passaggio d'epoca una certa terra, si deve rimanere ancorati ai valori di quella terra. La vera pace nasce anche e soprattutto dalla sensazione di essere stati onesti, leali, di essersi comportati in maniera non necessariamente evangelica, no? Ma in una maniera che ha evitato ogni forma di male, di cattiva coscienza. Ecco, questo è l'insegnamento di San Luca e quindi è a questo che in questa settimana noi dobbiamo pensare, perché poi anche se i santi vengono celebrati in un solo giorno, in realtà espandono la loro potenza all'intera settimana. Adesso diamo uno sguardo alle isole italiane che sono soprattutto la Sicilia e la Sardegna. Appunto vi dicevo, la morte della Claudia Cardinale, questa attrice anche un po' discussa tutto sommato, no? Per le scelte di andare a vivere a Parigi a un certo punto, eccetera, eccetera. Ecco, Cardinale era un esempio di una famiglia siciliana che era nata a vivere a Tunisi. Però non c'è solo quella, perché molti siciliani nel secolo scorso o alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, per riuscire insomma a trovare un po' di pace, insomma, oggi è la parola chiave, e quindi soprattutto sfamarsi oppure ritrovare un pezzo di terra che non fosse in qualche modo impossibile da arare, vanno in Tunisia. La Tunisia è vicina, insomma, relativamente vicina. Quindi in Tunisia nacquero delle possibilità di riuscire ad avere degli appezzamenti di terra, ma quello che a noi interessa di più è proprio la questione dialettale, cioè questo trasferimento di diverse famiglie dalla Sicilia alla Tunisia comportò il fatto che in Tunisia si parlasse siciliano. Quindi e tuttora c'è un'eredità, ovviamente si parla di una stretta minoranza per forza, che non ha a che fare con la costa balneare e turistica, ma che comunque leggermente all'interno, nella zona sud di Tunisi, propone la presenza appunto di eredi di questa sicilianità e quindi la possibilità di conservare, seppur in forma anche rielaborata e diciamo di mixage con il linguaggio arabo-berbero, appunto lo stesso timbro siciliano. Del resto ricordiamo che anche su Malta si parla, nell'isola di Malta si parla una singolare lingua che ha a che fare col siciliano, a parte l'inglese che insomma è diventata poi la lingua ufficiale, ma è una singolare lingua appunto dove un reimpasto di varia natura e di varia origine comunque ha ancora a che fare in qualcosa col siciliano. Però lì appunto è una situazione diversa perché è stata ereditata e basterebbe andare a vedere i cognomi. Noi abbiamo visto Cardinale, un cognome siciliano, ma più in generale altri cognomi che in qualche modo hanno mantenuto viva questa presenza. Quindi questo è per ricordare a tutti che l'Italia, in tutte le sue espressioni geografiche interne, in realtà ha anche esportato qualcosa che è cultura, è lingua, è tradizione, e mi viene in mente soprattutto l'Argentina e il Brasile, ovviamente, dove tantissimi veneti, per esempio, ma anche liguri, hanno portato la loro cultura anche dialettale, linguistica, identitaria appunto in alcune zone dove ancora e tuttora si conosce questa determinata realtà. Qualcuno di voi ricorderà che esisteva, adesso non so se esiste ancora, un'associazione che si chiamava i Padani all'estero, più o meno naturalmente.
i padani nel mondo ovviamente. Padani nel mondo o italiani nel mondo fate voi, non è questo il problema, ma comunque ce ne sono tanti e ce ne sono tantissimi, non solo per emigrazioni recenti. Io ho una cugina che è stata da giovane a Sao Paulo do Brasil, cioè quindi San Paolo, una grandissima, bellissima città del Brasile che ha accolto anche in epoca recente tantissimi europei e tantissimi italiani. Benissimo, ma io parlo di qualcosa di più antico, tra 800 e 900, appunto, laddove evidentemente chi è andato in America, e non solo lì, ma per esempio in America del Sud, anche in America del Nord, ha lasciato una traccia che rimane sicuramente importante. Bene, vediamo un po' la situazione, siamo verso la fine della prima parte e quindi io lascerei la Sardegna a dopo il break, però un'ultima precisazione. Siccome avevamo parlato le ultime volte appunto di un viaggio immaginario di base mitologica che va da Vieste fino praticamente ad Agrigento. Oggi riparliamo di Vieste, va verso la fine della trasmissione, ma ovviamente, tanto per intenderci, non è solo come dire, una larvata propaganda del ponte sullo stretto, al quale personalmente io credo, ma indipendentemente da chi lo vuole e da chi non lo vuole, ma è anche e soprattutto, torno a precisare, una volontà di ricostruire antichi tracciati che forse non sono stati compresi fino in fondo. Va bene, io direi che adesso possiamo fare il break, cara Sveva, e sentirci dopo. A dopo! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete Galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way is liberating, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I got you. Andrea, di nuovo a te la linea. La Sardegna magica. La Sardegna viene ritenuta, anche rispetto alla Sicilia, l'altra grande isola italofona, dunque viene ritenuta una terra magica per tantissimi motivi, sia per la lunga datazione della sua civiltà, che si dice in parte di origine fenicia, poi ci sono varie tesi che adesso in questo momento io non avremo modo di riparlarne, però adesso è difficile razionalizzarle tutte. Ma mentre la Sicilia, anche nell'immaginario popolare, sarebbe un'isola di civiltà più medievale e comunque monumentale, artistica, eccetera, la Sardegna avrebbe meno questi aspetti, diciamo così, di fascino a sfondo estetico, ma conserverebbe invece tracce meravigliose di antichi riti e di antiche magie. È proprio così se consideriamo sicuramente il contesto nuragico, con queste costruzioni che sono di un fascino incredibile, cioè andare in giro per la Sardegna e scoprire uno dopo l'altro tutte queste realtà nuragiche con queste
bastioni, con queste torri, con queste realtà anche a volte legate a fattori astronomici per la costruzione, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato in passato, ma è qualcosa di assolutamente delizioso. Ma non basta, perché in realtà ogni angolo della Sardegna, da Sassari a Cagliari, da Oristano alla costa orientale, è ricco di realtà, spunti, contesti, oggetti, situazioni che richiamano sia a un antico passato megalitico, no? In Sardegna ci sono dei megaliti, quindi delle pietre orientate in una certa maniera che non hanno niente a che fare col mondo nuragico, ma che ci raccontano tantissime cose che possono essere correlate anche a civiltà del nord Europa, ma anche e soprattutto delle costruzioni particolari. Mi riferisco alle Domus Deiana. Cos'è la Domus Deiana? Beh, ancora non si è capito completamente. È una grotta molto particolare che è stata rifinita anche da mano umana e che ci riporta anche nel nome, appunto, a una presenza di fata o di strega buona, appunto, Domus Deiana, la città della fata, la città della strega, che in qualche modo ci dà la misura di come le antiche popolazioni riuscissero a vivere, un po' come succedeva anche nel Materano, all'interno delle stesse costruzioni naturali, montuose. È la zona del Gennargentu, la zona del Nuorese meridionale, la zona del Cagliaritano settentrionale. Io mi ricordo ancora il mio maestro, pensate un po', il mio maestro delle elementari, che era alessandrino della cittadina di Sale, ma era andato a insegnare nella sua gioventù in una zona remota della Sardegna e ci parlava proprio di queste Domus Deiana. Era rimasto colpitissimo dalle Domus Deiana e ci voleva trasmettere l'idea di una appartenenza al sacro, che qui da noi, come dicevamo prima, appunto, c'è rimasto qualcosa, ma sta per essere distrutto tutto, capite? Mentre lì in Sardegna c'è proprio questa correlazione fortissima con le radici naturali e proto artistiche di tantissimi secoli fa, che ancora ancorano, non è un gioco di parole, scusate, la popolazione ha delle radici antichissime, assolute, che proprio grazie all'insularità non saranno distrutte. Apro una piccola parentesi, leggo che in Sardegna alcune malattie quindi umane, appunto, di persone sia di sesso maschile che femminile, sono molto diffuse, in particolare la sclerosi multipla. Adesso non so se tutto questo, io non sono un medico, ma se tutto questo ha a che fare anche con una questione genetica, eccetera, eccetera, proprio in conseguenza dell'insularità. A me dispiace, mi tocca molto tutto questo, mi tocca molto perché penso che sempre nel gioco continuo fra matria padana e patria italiana, tutte e due fondamentali come i due genitori reali, ma nel momento stesso in cui la Sardegna, per esempio, viene celebrata per l'età avanzatissima di alcune persone, si parla di 110 anni o giù di lì naturalmente, in conseguenza di un'area salubre molto particolare, è un po' come per legge di compensazione altre malattie invece decimano la popolazione prima, molto prima, in conseguenza evidentemente di fattori che adesso io non so definire, essendo un umanista e avendo insegnato Foscolo, Petrarca e Carlo Porta, quindi non saprei definire, però anche qui come italiano mi sento angosciato perché mi sento impotente di fronte a certi fatti e certe situazioni e spero solo che la medicina riesca a risolvere. Ecco, appunto, non mancate, se andate in Sardegna, di visitare per quello che è possibile queste Domus Deiana, questi anfratti, queste grotte, queste realtà che nella loro mostruosa, anche per le forme che hanno, presenza, ci richiama anche alcuni passi di Ludovico Ariosto, l'Orlando Furioso, in particolare il passo in cui
il protagonista scopre di essere stato tradito dalla sua donna Angelica, ma sono anche qui ricordi letterari che, diciamo, pur filtrati dalla cultura popolare, legano la mia personalità, insomma, a certe ossessioni o fissazioni. Dicevamo la realtà nuragica, la realtà megalitica, la realtà comunque di alcune zone costiere dove le torri di avvistamento dei Saraceni sono comunque estremamente significativo. Alcune isolette, e qui ancora ringrazio Sammy Varin di citare ogni tanto il Doddore Meloni, che si era arroccato prima di morire appunto nel suo spirito indipendentistico in una delle isole appunto che caratterizzano, costeggiano in maniera imperscrutabile quasi l'intero perimetro dell'isola, ma insomma tutto sommato qui siamo di fronte a una sfida tipica della Sardegna con l'eternità, che è un'eternità di valori naturali ma anche di valori culturali naturalmente. E se è vero, come ho detto altre volte, che esiste forse una realtà unica che va dal nord della Corsica fino a sud della Sardegna, le due lingue sono simili anche se diverse soprattutto nell'articolazione di base, però ecco, sicuramente quelle due isole in mezzo al mare, molto più della Sicilia o di altre isole del Mediterraneo e del mondo, hanno conservato delle radici antichissime, di una suggestione straordinaria. E parlare della Corsica non è uscire dall'Italia, perché sapete benissimo, senza malizia, che in Corsica si parla una lingua molto simile al toscano antico, e quindi è una lingua che fa parte dell'universo italofono. È una lingua ovviamente che deve essere valorizzata in senso autonomo naturalmente, però c'è una correlazione con le realtà peninsulari e basta scendere appunto in uno dei porti, quei traghetti che partono da Livorno, Bastia o Ajaccio, per riuscire a rendersene conto, ecco, in maniera sicuramente significativa. Ma appunto, ritornando in Sardegna, c'è una costante presenza di magia e di antichi riti magici che sono stati raccontati anche molto bene in alcuni romanzi proprio che sono famosissimi e che appartengono alla migliore letteratura sarda, a cominciare da Grazia Deledda, che io vi invito a rileggere. Perché lo dico in cultura popolare? Perché nei romanzi di Grazia Deledda c'è veramente la volontà di rappresentare il popolo sardo nella sua quintessenza, con tutti i suoi usi, costumi, tradizioni. Ecco, proprio, e infatti lei si è meritata il Nobel quando a Stoccolma sapevano distinguere bene il valore dei personaggi, e quindi è un onore aver avuto per gli italiani un Nobel come Grazia Deledda, mi capite? Assieme a Carducci, a Dario Fo, tutti bravissimi, ma Grazia Deledda seppe rendere la Sardegna ombelicus mundi, il centro del mondo e il centro dell'universo, quindi sicuramente non possiamo dimenticare tutto questo. Vogliamo passare nell'ultima parte della trasmissione alla musica leggera e alle riviste popolari. Per quanto riguarda la musica leggera, anche qui mi rifaccio a dei video che ho potuto valutare del ritorno, il Redditum ad Uterum, si dice il ritorno all'utero materno, di Laura Pausini. Su Laura Pausini ci eravamo soffermati in relazione al contenzioso piuttosto fastidioso, poco piacevole, per la canzone appunto che sarebbe stata rubata a Grignani, ecco, e che lei ha rimodulato con successo secondo i suoi schemi. Ma avevamo già accennato la questione
anche qui abbastanza strabiliante, del costruire in vita un museo Pausini a Solarolo. Solarolo è una località posizionata nella Romagna occidentale, ai confini con l'Emilia. Sono zone, a dirvi sinceramente la mia esperienza, che conosco perché io ho dei cugini che sono posizionati nel bolognese orientale, quindi appunto tutta la fascia che va dal bolognese orientale fino alla Romagna occidentale la conosco abbastanza bene. Solarolo è un toponimo che è legato alla presenza del sole, come ha ricordato la stessa Laura Pausini. Appunto in questo video la Pausini, nel presentare il museo, ci riconduce giustamente alle radici della cittadina e anche a dei suoi ricordi personali. Lei dice appunto quando si svegliava presto per prendere il treno per Ravenna o per Bologna per poter studiare. Ecco, ultimo tango a Solarolo. No? I cari Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che tanto hanno innervato la cultura popolare a sfondo cinematografico e televisivo. No? Ecco, di televisione parliamo la prossima volta in relazione all'ultima edizione di Tale Quale Show, sulla quale vorrei rivergere la vostra attenzione. Ma ritornando a bomba, penso che effettivamente l'idea di un museo sia di un museo che in qualche modo esprime la quintessenza di una donna, una cantante, oramai non più giovanissima, che è diventata famosa in tutto il mondo, è diventata famosa soprattutto in Argentina. Quindi mi sono permesso nel promo appunto di citare Ultimo Tango a Zagarolo, dicevano Franchi e Ingrassia, no, Ultimo Tango a Solarolo, perché appunto il ritorno alla sua terra segna col museo, con il battesimo del museo appunto, la possibilità, cosa vi dicevo pochi istanti fa, gli italiani che sono stati all'estero, ma gli italiani che sono stati all'estero, i padani che sono stati all'estero, quindi anche i liguri, i romagnoli e i veneti, e sono stati tanti, è giusto che ritornino alla loro focolare e che poi raccontino, come sta facendo col museo, tutto quello che è accaduto. Certo, non tutti sono fortunati come Laura Pausini, perché gli applausi, più che applausi, molti italiani e padani hanno ricevuto dei rimproveri, dei rimbrotti dai capi azienda o dalle persone che hanno conosciuto in giro per il mondo. Questo non per fare del vittimismo cretino che non appartiene alla mia suscettibilità. È ovvio che quando vai in giro per il mondo prima di tutto non devi imporre la tua cultura, ma devi accettare la cultura altrui, e questo ammonimento serve per tutto, anche per quelli che arrivano in Italia da Marte, da Giove, da Saturno e da altre galassie. Ma è anche ovvio che l'insieme dei fatti e delle situazioni è degno poi di essere raccontato, di essere rivissuto, di essere propalato attraverso un racconto che non è soltanto orale, ma che può anche effettivamente essere museografico. E quindi l'idea appunto dell'ultimo tango, oltre ai tantissimi tanghi sentiti da Laura con successo per le sue canzoni, che non sono che non hanno molto a che fare col tango, ma che comunque richiamano un'esperienza anche di ballabile, no? E di collettivo nella voglia di far festa. È giusto che poi ritrovi un senso nelle radici padane, nelle radici nostre, che effettivamente sono radici che non moriranno mai. Non vorrei fare del torto a quei mondialisti, a quei come dire, distruttori di civiltà che vogliono annientare tra le altre civiltà anche la civiltà italiana e la civiltà padana. Ma non moriremo mai, siamo eterni, sappiatelo, siamo eterni, perché portiamo avanti una cultura, una tradizione, ecco, che né il fuoco né il denaro potranno mai distruggere. Ma un'altra notizia ha attraversato gli ultimi giorni
poco piacevole e riguarda i Comacose. Il duo dei Comacose è nato 10 anni fa circa. Un ragazzo lombardo, una ragazza friulana, pur di altre origini più lontane, ma poco importa, appunto, si sono ritrovati e si sono amati, ma soprattutto hanno prodotto della buona musica che può piacere o meno. Stiamo parlando di musica leggera, ecco, non di altissime vette della lirica o della classica o di altro genere di musica, ma insomma sicuramente la strada che è stata fatta è stata ottima e buona, e tutti hanno applaudito quando nel 2024 i due non più giovanissimi, anche qui però ancora sicuramente giovani, si sono uniti in matrimonio. Ragazzi, chi si aspettava che dopo un anno i Comacose non vadano più d'accordo e quindi decidano di, ecco, altra parola chiave di oggi, distruzione, di distruggere il loro matrimonio e di distruggere la loro partnership artistica che tanto ha prodotto. Forse viene da pensare in quella ultima produzione canora legata a Sanremo, Cuoricini, c'era già una traccia, no? Tu pensavi solo a ricevere cuoricini o a mandare cuoricini. Evidentemente, perché poi nei testi delle canzoni non c'è solo la fantasia, c'è anche la traccia della realtà. Quindi Cuoricini evidentemente ci fa pensare, al di là del successo enorme che ha avuto la canzone, molto orecchiabile, però ci fa pensare al fatto che lei o lui fossero oramai infastiditi dall'egoismo dell'altra persona, perché qual è una delle motivazioni che conduce oggi come oggi alla separazione e al divorzio? Purtroppo è quella, specie fra i giovani, anche più non giovanissimi, appunto, ripeto, insomma ai quarantenni, il problema è della sensazione che l'altro non stia vivendo per te, ma stia vivendo per ricevere da te tutto quello che è possibile in nome di un ego sovrano. E purtroppo oggi come oggi, in questo mondo individualista, egocentrico, solipsista, questo accade sempre di più. Accade sempre di più perché non solo non si riesce a sopportare più i difetti dell'altro, ma ci si convince, magari arbitrariamente, che l'altro stia facendo di tutto per sfruttarti, per schiacciarti e per ricevere solo dei benefici lui, senza dare niente in cambio. È tremendo questo fatto e ci riconduce appunto a questa difficoltà estrema di avere, dicevo prima a San Luca, di avere la pace nel cuore. E no, c'è solo la guerra. Ma cosa stiamo a criticare le guerre che vengono combattute in giro per il mondo? La prima guerra è la guerra fra il maschio e la femmina, è la guerra fra persone che si sono amate, fra persone che si sono tenute per mano e che non si sopportano più. Questo è il grande insegnamento del Vangelo, al di là della matrice religiosa cristiana, voglio dire. Tantissimi altri libri sacri, intendiamoci bene, parlano della pace e di questo problema, sia chiaro questo discorso. Però appunto in ogni caso è deludente, amareggiante tutta questa difficoltà di ritrovare quella pace nel rapporto effettivo con l'altra persona. Quindi i Comacose, certo, io posso immaginare, ciascuno dei due pensa, da solo avrei più successo. Quanti coppie, ma anche quanti gruppi si sono sfasciati per questo motivo. E mi sembra che sia anche una questione che riguardi adesso i Maneskin, non sbaglio.
Perché effettivamente ciascun rappresentante del gruppo, della coppia, ritiene arrivato il momento di avere il successo solo per sé, gli applausi solo per sé, io, ma la cultura popolare ammonisce che, come dire, Satana fa le pentole ma non i coperchi, e questa voglia di sentirsi Dio, viene in mente un libro di Faletti, appunto, Io sono Dio, Giorgio Faletti, prematuramente scomparso, che non era solo un comico ma anche un romanziere di grande successo. Ecco, questa questione dell'io sono Dio sta distruggendo il mondo, sta impedendo di andare avanti, sta impedendo di ricostruire quelle comunità ataviche di cui parlavamo prima, e questo è sicuramente poco, non solo poco piacevole, ma deleterio per l'intera civiltà umana. Ultimi minuti, la rivista Chi. 30 anni fa nasceva la rivista Chi. Quali erano i presupposti della rivista Chi? Già dal titolo lo si capisce, no? Centrare i riflettori sui vari personaggi, ma in maniera da far evolvere il rotocalchismo, no? Quello che poi aveva avuto il suo boom negli anni 60, 70, 80, no? Sia con il boom economico che con il rilancio yuppie degli anni 80. No? Dunque, quelle riviste che ricordo leggeva anche mia madre, e che passavano sotto i miei occhi tra una traduzione di Tacito ed un approfondimento di Aristotele, ma io penso quelle riviste avevano fatto il loro tempo, e allora giustamente chi ha inventato, tra virgolette, Chi ha voluto far evolvere il discorso secondo un cliché che era anche effettivamente anglosassone, ma che voleva, almeno come buona intenzione, ridare fiato anche ai personaggi meno famosi, no? Cioè, infatti si disse allora chi è questo che magari non è molto famoso ma lo può diventare, o è meno famoso e si merita le luci della ribalta, no? Ecco, interessante questo discorso, perché voleva essere una compensazione anche di tutto quello che era accaduto. La rivista Chi non si propone di creare scandali, tende a gestire un numero inferiore di, per esempio, di nudi o seminudi. Si fa per dire, ovviamente il nudo integrale nessuna rivista, nessun rotocalco l'ha mai accettato, ma anche e soprattutto di andare a vedere dietro le pieghe quali sono i lati deboli dei personaggi, non farli apparire soltanto come degli eroi. Ecco un po' lo spirito con cui è nata questa rivista, che ancora oggi è in edicola, che ancora oggi riesce a sfamare questo interesse che, ricordiamo, essendo legata la rivista anche a un certo ambiente berlusconiano, in senso buono, voleva in qualche modo ridare fiato alla possibilità del self-made man, insomma, vedete un po' voi, questa persona si è fatta da sola e quindi possiamo imitarla per andare per arrivare a certi livelli. Certo, voi direte, c'è una forma di malizia in tutto questo, ma sì, ma perché no? Non sto difendendo Chi rispetto ad altre riviste, non avrebbe senso. Ci sono state cadute di stile. Devo dire una grande, si dice, io chiamavo una volta direttrice, una grande direttore, che è stata la Silvana Giacobini, perché sicuramente sotto la direzione della Giacobini sono state tantissime le firme veramente valide che hanno caratterizzato, con anche delle inchieste, degli approfondimenti che permettevano a Chi, soprattutto tra anni 90 e 2000, più anni 2000, ecco, di riuscire a magari anche oltre l'aspetto mondano, di riuscire a capire meglio come mai erano accaduti certi fatti e certe situazioni,
perfino in ambito politico, sociopolitico. Quindi sicuramente sono stati 30 anni al fulmicotone. La rivista Chi ha ancora un certo successo, ma sappiamo tutti che il cartaceo è in crisi e quindi va poi ritrovata anche in ambito digitale. Vedremo l'evoluzione delle cose, eccetera. Per esempio, un altro esempio che voglio portare, si parlava un po' troppo di monarchie e di reali. Chi non è che non ne abbia parlato, ma ha cercato di ricondurre il discorso aristocratico in realtà nel seno di una borghesia. Ecco, un po' l'orgoglio di Chi è stato quello: ma noi siamo prima borghesi o aristocratici, o vogliamo fare gli aristocratici? Noi siamo borghesi con tutti i nostri difetti, anche piccolo borghesi, quindi dobbiamo rimodulare il nostro interesse anche su personaggi e situazioni che si sono fatti da soli, appunto, che hanno lavorato, che si sono smazzati per riuscire a raggiungere certi traguardi. Attenzione, non è che io Andrea Ragnoni ragioni così. Penso che al mondo ci vogliono anche riviste come Chi, penso che ci vogliano tante letture importanti, penso che ci voglia forse una forma di rieducazione più vasta e più profonda, che passi attraverso riflessioni, spunti, contesti a base estetica, filosofica, che comunque la stessa politica abbia bisogno di una nuova metapolitica, di una nuova, se no non avrei scritto un libro come Il pensiero leghista, no? Non vi sembra? Ecco, adesso siamo davvero arrivati alla fine. Ringrazio naturalmente Sveva, grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia, per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.